Don Bruno, le comunità in questo senso quanto riescono a essere sociali, quanto si riesce a vivere insieme e non essere solo individui? Ma mi sembra che è un dato di fatto constatabile che le nostre comunità sono molto solidali, lo dimostra una storia lunga e lo dimostrano tutte le attività. Basti dire che ad ogni emergenza, penso un'emergenza di anni or sono, che è ancora comunque un'emergenza, quella della droga, quando ci sono stati i ragazzi tossicodipendenti, le comunità hanno trovato il modo di inventarsi delle comunità per andare incontro a questa esigenza, e si potrebbero estendere e si può estendere questo discorso a tanti altri temi, tanti altri problemi. Si pensi per esempio come immediatamente ci si è attivati per tutta la grande questione nuova che si è presentata del mondo dell'emigrazione, per esempio. Si pensi ai nuovi poveri. Io conosco delle parrocchie, ce n'è una per esempio in centro a Pordenone, non so citare, del Veneto, dove ogni settimana si presentano 70 poveri ed è organizzata, la gente porta dei pacchi, porta dei vestiti e tutto quello che è necessario in maniera tale da poter andare incontro a queste situazioni. Quindi c'è una solidarietà, vorrei dire, individuale, ma c'è anche una solidarietà organizzata. Questo credo faccia onore alle nostre istituzioni e fa onore soprattutto a una sensibilità abbastanza diffusa. Nonostante tutto, credo che il volontariato stia tenendo bene. È in questo clima che è nata la vostra iniziativa, BITS, di questa cooperativa Insieme si può. Qui abbiamo scelto anche come titolo per la trasmissione, proprio il nome della vostra cooperativa. Però non di carità o di elemosina, di solidarietà? Di economia sociale. Quindi di solidarietà? Economia, sì, ma economia. Stare sul mercato, offrire servizi, quello che sai fare, che ovviamente ti vengono retribuiti, dai lavoro alle persone e non gli dai il pezzo di pane, perché c'è pure bisogno di farlo. Quindi noi veniamo da una storia, diciamo, di economia sociale che è stata praticamente pensata nell'altro secolo, anzi nel 1800, da Toniolo, di ispirazione cristiana, ma che dissende chiaramente e ti dice come stare nel mercato, e facendo mercato fai anche bene comune, perché se io sviluppo 1100 posti di lavoro è un bene comune. Questa gente vive con lo stipendio perché lavora in cooperativa. La cooperativa non fa utili anche perché la legge glielo impedisce. Quindi viene tutto messo a disposizione di un bene comune, di una realtà che resiste nel tempo, per esempio. Non oggi perché ho un fervore io, domani non ci sono più io, non va più avanti niente. Invece bisogna radicare bene, studiare il mercato, studiare l'economia e offrire possibilità di continuazione. In questo caso diversa dalla sempre solidarietà, ma non di carità, di elemosina, ma di posti di lavoro.